Siamo famiglia, a terra, 33 bambolotti con le buste verdi delle raccomandate recapitate dall'ufficiale giudiziario. La manifestazione delle mamme arcobaleno davanti al Tribunale di Padova è silenziosa, ma il messaggio è uno solo: siamo famiglia, e quella busta verde in pochi minuti ha cambiato le vite dei loro figli. La rabbia e la preoccupazione nelle lacrime di Elisa di Conselve. Io ne ho due e due in arrivo dalla mia compagna e non potrò registrarli e quindi non saranno fratelli. Ditemi se è normale questa cosa, diteglielo voi, non voi, che glielo dicano loro a mio figlio di 7 anni che si vanta, che sta per avere 2 sorelle, che non sono le sue sorelle, che glielo dicano. 2 maschietti di 7 e 4 anni e 2 gemellini in arrivo dalla compagna Sara. A mio figlio un giorno stavano giocando con gli amichetti e gli ha detto io ho 2 mamme, lo sai, ma guarda, sai come te lo faccio vedere che ho 2 mamme? Adesso loro sono là che parlano, io chiamo mamma e si girano in due, vuoi vedere? Mamma, ci siamo girati tutte e due e fa: eccole là, quelle sono le mie mamme. Lui è orgoglioso della sua famiglia. E poi c'è Laura che con la moglie Irene è stata la prima a ricevere la raccomandata. I suoi figli rischiano ora di avere cognomi diversi e di non essere riconosciuti come fratelli. Tornare indietro non si può perché sarebbe un trauma per loro, è un trauma per tutte le altre famiglie e purtroppo temo che questo possa ricadere anche su famiglie che stanno progettando di avere dei figli, che sono le persone forse che ho a cuore tanto quanto i miei figli. Non solo le famiglie arcobaleno a manifestare, con loro ci sono anche le mamme dei compagni di scuola dei loro figli, ci sono i nonni che temono di non poter più far parte legalmente della vita dei loro nipoti. Trovo anche, a parte la crudeltà, e non capire perché un bambino che è stato desiderato, accolto, amato, educato in una famiglia possa essere con un tratto di penna cancellato. I rapporti, l'amore non può mai venire cancellato, solo che creano tanti problemi a queste famiglie, a questi bimbi. Veramente si vuol fare i bambini di serie A e di serie B. E mentre Padova manifesta, a Milano per i figli di 3 coppie di mamme, il Tribunale apre uno spiraglio di speranza, ritenendo inammissibile il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile utilizzato dalla Procura per chiedere l'annullamento della trascrizione dell'atto di riconoscimento del figlio da parte della madre intenzionale.